This is not your company anymore. Incredibile, scioccante quello che abbiamo visto oggi nel 9º episodio della Old Friuli. E non posso neanche fare la intro Old perché sono scioccato. I Death Riders, John Moxley, Wheeler Yuta, Marina Shafir, Claudio Castagnoli, Daniel Garcia e Pac sono arrivati in Friuli. E mo so cazzi, noi ci preoccupavamo di Ludmillo, di dov'era, ci preoccupavamo di Leslie che non ha voglia di fare un cazzo, ma ora so veramente cazzi qui. Ora so veramente cazzi amari. John Moxley dice a Happy Farming: "This is not your farm anymore." Non è più la tua farm, non è più la tua zona, non è più la tua serie. John Moxley qui ha lanciato un messaggio forte, ha lanciato un messaggio: ogni posto che calco domino, ogni posto dove io metto i piedi diventa di mia proprietà, diventa mio. Ha vinto titoli in Giappone, ha dominato in AEW, ha dominato ovunque sia andato, arriva in Friuli, domina anche in Friuli. L'attuale campione Continental quindi non si ferma soltanto ad aver vinto il Continental Classic contro Kazuchika Okada a War's End 2025 a fine anno, ma apre il 2026 da campione Continental in faida con la Don Callis Family e in faida con Happy Farming Day. Paolo, io voglio darti un consiglio, non so se ti conviene perché di Don Callis fidarsi non conviene molto, però essendo che i Death Riders al momento sono in faida con Don Callis, mi sa che dovrei chiedere aiuto a loro, a Kyle Fletcher, a Takeshita, a Okada, dovrei chiedere aiuto a Lance Archer, a Rocky Romero, perché come cazzo fai da solo? Tu e Leslie soli con Ludmillo che a meno che non torni a Chernobyl, perché Ludmillo volendo con la forza radioattiva potrebbe fare qualcosa, però o ti rivolgi alla Don Callis Family o non lo so, chiedi aiuto a qualcun altro perché cazzo, qui la situazione è critica. Non ti faranno più lavorare così, non ti faranno più andare avanti così, non potrai più fare un cazzo così. Cioè, i Death Riders, cazzo, cioè abbiamo da una parte il Superman svizzero, Claudio Castagnoli, The Problem, Marina Shafir, Wheeler fucking Utah, Daniel fucking Garcia, il bastardo da Newcastle upon Tyne England, Pac, e poi il Death Rider per eccellenza, John Moxley, Unscripted Violence. Come cazzo fai a sopravvivere? Ride or die, dicono i Death Riders. Quindi è tempo di ride, perché Paolo non vuole die, non vuole morire Paolo. Almeno, spero. Quindi it's time for ride, it's time to ride, è tempo di guidare, è tempo di, non lo so, reagire, perché i Death Riders non credo che si fermeranno. O puoi chiedere aiuto magari a Darby Allin, che comunque lui è pure in rivalità con Pac, e ha avuto problemi con Moxley, che ovviamente è il leader dei Death Riders. Puoi chiedere aiuto a Sting, che Sting ha aiutato Darby a battere Moxley a Wrestle Dream lo scorso mese di ottobre, perché qui è un problema serio. Hangman sta pensando al titolo in questo momento, insieme a Swerve. Sono verso MJF e hanno i loro cazzi da pensare, non è che possono pensare. Però come facciamo qui, Paolo? Bisogna trovare una soluzione. Sono molto preoccupato perché io so di cosa è capace Moxley. Lo guardo ogni settimana a Dynamite, a Collision, nei pay-per-view, fare le cose che fa. Ma poi Marina Shafir, cazzo, cioè, Marina Shafir. Appunto, Marina Shafir, cazzo. Vabbè, speriamo bene.